Possiamo iniziare? Buonasera a tutti, buonasera ai consiglieri, a Giunta, Sindaco, buonasera ai telespettatori che ci guardano da casa. Dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale del 28 febbraio 2020. Passo la parola al segretario per l'appello. Miatto Antonio, Bagliana Mirella, Casagrande Andrea, Darè Gianantonio, De Antoni Giulio, De Bastiani Alessandro, Denardi Barbara, Dus Marco, Gomiero Maurizio, Pagotto Alberto, Parrella Roberto, assente, Rasera Gianni, Rosset Mario, assente, Salette Silvia, Sant'Antonio Paolo, Presente. Tonon Roberto, Varaschin Gianni, 2 assenti. Bene, nominiamo ora gli scrutatori. Chi si fa avanti? Gomiero, Pagotto e Bagliana. Allora, scrutatori Gomiero, Pagotto e Bagliana. Passiamo alle comunicazioni. Come avete visto, questa sera il Consiglio Comunale si attua a porte chiuse. Questa è stata a causa appunto dell'emergenza, come conoscete tutti, del coronavirus. Questa è stata una scelta in ottemperanza alle direttive ministeriali, alle direttive regionali e anche alle direttive del Ministero della Salute, e ci sembra anche una scelta di buon senso, perché queste direttive in soldoni ci dicono di non fare molti assembramenti di persone. Ho visto che sostanzialmente in tantissimi comuni in questi giorni si è attuata questa direttiva e quindi c'è passo di buon senso attuarla anche noi. La comunicazione verso i cittadini è attuata in quanto c'è la tenda TV che permette ai cittadini da casa di seguire direttamente il Consiglio Comunale e quindi avere le informazioni direttamente di quello che sta accadendo. Bene, vi ringrazio e apriamo i lavori. Ci sono 2 interrogazioni questa sera. No, non mi pare che ci siano altre comunicazioni, vero? No. Allora, la prima interrogazione, interpellanza del consigliere Roberto Tonon, riguardante la risposta dell'assessore Bruno Fasan alla domanda di attualità del consigliere Alessandro De Bastiani, data nel corso del Consiglio Comunale del 30 di ottobre 2019. Prego il consigliere Roberto Tonon di illustrare la sua interpellanza. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Premesso che durante la seduta del Consiglio Comunale del 30 ottobre 2019, rispondendo a una domanda di attualità del consigliere De Bastiani, relativa ad un problema nel parcheggio di superficie di Piazza Meschio, il sindaco ebbe a dire che, riporto virgolettato perché è quanto viene letto nel verbale di seduta. Ci siamo accorti subito che quelle mattonelle non rispondevano alla funzione per cui erano state posizionate. Abbiamo visto anche noi, appunto, che le mattonelle si sono ammalorate subito e l'erba non ha retto al calore, all'uso e al passaggio delle auto. E più avanti, il mio assessore Fasan è andato un po' più a fondo, scoprendo anche che quel particolare elemento utilizzato era un qualcosa di pro tempore, perché la sovrintendenza aveva autorizzato un'altra forma di supporto per le auto, e delegando a quegli elementi che lei ha visto che si sono rotti soltanto una funzione ad interim, fin tanto che non si addiveniva alla realizzazione completa come progettato, ovvero con uso di San Pietrini. Questo è il virgolettato.
e l'assessore Fasan continuò la risposta leggendo, e anche qui riporto esattamente quello che viene verbalizzato. Una comunicazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali datata 29 aprile 2014, faccio un inciso io quando entrambi erano assessori, in cui rispondendo ad una richiesta di autorizzazione, dopo visto il decreto legislativo 22 gennaio, visto il regolamento dell'organizzazione, viste un sacco di altre cose, tutto ciò premesso, questa sovrintendenza, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del 22 gennaio 2004, autorizza l'esecuzione degli interventi di cui alla documentazione descritta pervenuta in allegato all'istanza al riscontro subordinatamente alla piena osservanza delle assegnate prescrizioni. Le prescrizioni sono le seguenti. Questa sovrintendenza valuta favorevolmente la previsione di procedere per stralci successivi, motivata da fattori economici contingenti, purché non determini anche temporaneamente soluzioni non adeguate al decoro e al pubblico godimento dello spazio pubblico dichiarato di interesse culturale con il provvedimento citato in oggetto. Al riguardo si ritiene che una soluzione che, riducendo i costi, permetta di restituire fra l'altro la giusta fruizione dell'importante edificio religioso, altrimenti menomato dal protrarsi dei lavori, sia particolarmente urgente e necessaria, ma vada considerata in relazione ai contenuti del progetto autorizzato con nota nostro protocollo 305 del 4/1/2012. Apro una parentesi, faccio notare che si parla di un progetto del 4/1/2012 e il lungo articolato percorso autorizzativo che lo ha preceduto, garantendo che quanto si intende realizzare in via provvisoria sia comunque in grado di assicurare le dovute esigenze di tutela dell'immobile vincolato. In tal senso, nel merito degli interventi come articolati nella proposta in questione, si precisa quanto segue. Poi ci sono vari punti: A. Opere conformi al progetto autorizzato; B. Opere già previste, la loro realizzazione materiale alternativa; C. Realizzazione di opere con soluzioni reversibili, demandando al secondo stralcio la loro sostituzione. Il punto C2 dice pavimentazione dell'area dei parcheggi interna alla piazza, la realizzazione del sottofondo e la temporanea sostituzione della posa di tozzetti in porfido. Cioè, qui io leggo che i lavori sono temporanei in attesa della sostituzione della posa con tozzetti in porfido. E qui finisce quanto era stato verbalizzato. Quindi chiedo, dato atto che con nota 30157 del 24 dicembre 2014, quindi quando c'era la giunta precedente a questa, il sovrintendente ad interim architetto Antonella Rinaldi, in riscontro alla corrispondenza da parte del Comune di Vittorio Veneto del 18/12/2014, quindi siamo 8 mesi dopo la prima nota letta dall'assessore Fasan, rispondeva al Comune allegando al verbale dei sopralluoghi effettuati in data 7 e 20 novembre 2014, dove c'erano fra gli altri l'architetto Fiorino della sovrintendenza, il nostro dirigente e anche il sottoscritto, oltre al progettista, e la relazione descrittiva del progettista trasmessa in data 22 novembre 2014, che evidentemente era ben diversa dal progetto approvato nel 2012, e con il quale verbale si intendono approvati i campioni visionati nelle date 7 e 20 novembre 2014. Dato inoltre atto che con la medesima nota 30157 del 24 dicembre 2014 il sovrintendente ad interim architetto Antonella Rinaldi, aperte virgolette, autorizza altresì, per quanto di competenza, la soluzione illustrata con i grafici di adeguamento trasmessi con la nota riportata in margine, datati 11/11, cioè 11 novembre 2014, diversi evidentemente dal progetto del 2012, di cui si restituisce copia. Precisato che alle pagine 13 e 14 della relazione allegata, firmata dall'architetto Sergio Denardi, sono descritte le caratteristiche, con tanto di foto, dei grigliati erbosi in manufatti di cemento, non si parla di tozzetti di porfido, grigliati erbosi in manufatti di cemento approvati dalla sovrintendenza. Si chiede quindi se le affermazioni fatte in seduta pubblica dal sindaco e dall'assessore Fasani in risposta alla domanda di attualità durante il Consiglio Comunale del 30 ottobre 2019 siano coerenti
con quanto autorizzato nel dicembre 2014 dalla soprintendenza medesima. Grazie. Grazie consigliere. Sentiamo la replica dell'assessore Fasan. Prego. Grazie Presidente. Rispondo all'interrogazione del consigliere Tonon con vero piacere, perché in quest'Aula consigliare, soprattutto per le vicende del recupero di Piazza Meschio, ma non solo per Piazza Meschio, per troppe volte è venuto a mancare la trasparenza amministrativa. Questo è successo più volte quando il Consiglio ha delegato la Giunta ad agire nel modo che riteneva più opportuno per raggiungere gli obiettivi che erano prefissati dalla loro amministrazione, scavalcando il ruolo deliberativo di controllo del Consiglio, che alla fine è potuto solo prendere atto delle soluzioni delineate per i più importanti problemi della città, come nel caso scottante e tuttora irrisolto di Piazza Meschio. Voglio ricordare al consigliere Tonon che in Consiglio, da capogruppo in minoranza, almeno 5 volte chiesi all'amministrazione, senza ottenere risposta, se i lavori su Piazza Fiume erano stati autorizzati dalla Soprintendenza ai beni architettonici ed ambientali. In particolare chiesi se i lavori realizzati su Piazza Meschio facessero riferimento al progetto 2012, autorizzato dalla Soprintendenza, o al progetto del 2014, autorizzato dalla Soprintendenza con prescrizioni, cioè autorizzato per realizzare dei lavori che si dovevano intendere provvisori. Lei sovente va affermando che da capogruppo in minoranza per anni ho fatto sempre le stesse domande e questa è la prova provata che non ero io a fare sempre le stesse domande, ma era la loro amministrazione che non era in grado di dare risposte adeguate e pertinenti alla mia funzione consigliare di controllo. Sarebbe bastato dare una risposta allora ed ora tutto sarebbe risultato più chiaro anche il consigliere De Bastiani che nella sua interrogazione consigliare chiede lumi. Nel Consiglio del 30... può replicare dopo, le è concesso. Nel Consiglio del 30/10/2019 rispose all'interrogazione del consigliere De Bastiani citando quanto scritto dalla Sovrintendenza nella nota del protocollo 9117 del 18/4/2014 avente ad oggetto Vittorio Veneto, Piazza Meschio, immobile assoggettato alle vigenti disposizioni di tutela ai sensi dell'articolo 10,1 e 2 del decreto del 22 gennaio 2004, numero 42, vincolata con decreto ministeriale 17/9/2009. Proprietà Comune Vittorio Veneto e detentore Edelvi SPA. Progetto di restauro, sistemazione superficiale della piazza, ipotesi di primo stralcio dei lavori. Richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 21,4. L'autorizzazione è rilasciata subordinatamente alla piena osservanza delle seguenti prescrizioni. Questa sovrintendenza valuta favorevolmente la previsione di procedere per stralci successivi, motivata da fattori economici contingenti, l'ho detto anche lei, purché non determini anche temporaneamente soluzioni non adeguate al decoro e al pubblico godimento dello spazio pubblico dichiarato di interesse culturale con il provvedimento citato in oggetto. A tal riguardo si precisa quanto segue. A. Opere conformi al progetto approvato. Si conferma l'autorizzazione già emessa con precedente provvedimento. C. Pavimentazione dell'area dei parcheggi interni alla piazza. La realizzazione del sottofondo, la temporanea sostituzione della posa di tozzetti in porfido con altro materiale potrà essere realizzata. Quindi è chiaro che la realizzazione dei parcheggi con altro materiale diverso dai tozzetti in porfido è provvisoria e appartiene al già citato primo stralcio. La successiva nota da lei citata, protocollo 30.157 del 24/12/2014, avente ad oggetto Vittorio Veneto, Piazza Meschio Immobili, assoggettato alle sorgenti disposizioni di tutela ai sensi dell'articolo 10,1 e 2 del decreto 22 gennaio 2004, vincolata con decreto del 17/9/2009, proprietà Comune Vittorio Veneto e detentore Edelvi, progetto di restauro, sistemazione superficiale della piazza, primo stralcio dei lavori, trasmissione verbale di sopralluogo e approvazione campionature. Approva i campioni visionati a seguito di campionamenti in data 7/11/2014
e 20/11/2014, presenti l'architetto Fiorino per la sovrintendenza, l'architetto Wanda Antoniazzi, il sindaco Tonon, il geometra Pavan, l'ingegnere Schiavon, l'architetto Sergio Denardi e l'architetto Giuseppe Vedova per la ditta del V, ed autorizza la soluzione illustrata con i grafici di adeguamento trasmessi con la nota riportata in margine in data 11/11/2014. Quindi viene autorizzata la finitura del primo stralcio dei lavori. Questo è scritto. Nel verbale il sopralluogo per la sistemazione superficiale della piazza, qui definito nuovamente primo stralcio, a pagina 3, primo rigo, recita: restando confermato che l'approvazione dei campioni da parte del suddetto architetto Fiorino riguarda esclusivamente la finitura delle superfici e in nessun caso la perfetta regola d'arte dell'esecuzione di ogni singolo elemento costruttivo, che resta affidata all'attività di controllo dell'opera pubblica da parte del Comune di Vittorio Veneto, della direzione lavori e dell'impresa costruttrice. Anche questo. Qui io capisco che nell'esecuzione del primo stralcio di lavori i materiali scelti dall'architetto Fiorino saranno posizionati a regola d'arte sotto la responsabilità del Comune, della ditta e del direttore dei lavori. Poi di seguito, constatata la perdurante inerzia dell'impresa del V, l'amministrazione comunale ha provveduto all'inserimento nel piano opere pubbliche dei lavori di sistemazione della piazza con progettazione esecutiva da parte dell'ingegner Dalcin, con riferimento alla progettazione di cui ha permesso a costruire il numero 63/2014, rilasciato ad del V ed autorizzato dalla sovrintendenza con autorizzazione protocollo 9117 del 18 aprile 2014, nella quale, come detto all'inizio della mia risposta, si parla di nuovo di primo stralcio di lavori e non di altro. A pagina 4 del permesso costruire 63 del 23/4/2014, sotto il capoverso prescrizioni speciali da osservare obbligatoriamente, così cita: dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dalla sovrintendenza per i beni monumentali ex articolo 21 decreto 42/2004 in data 18/4/2014 numero 9117, che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante. La nota protocollo 30.157 della sovrintendenza da lei citata, consigliere Tonon, approva i campioni di pavimentazione proposti, ma sempre con riferimento ai lavori di primo stralcio. Quindi Piazza Meschio, in questo momento, è la piazza realizzata sulla base dei fondi loro disponibili e tuttavia resta evidente, per quanto riferito sopra, che l'autorizzazione della sovrintendenza era condizionata ad una previsione di procedere per stralci successivi motivata da fattori economici contingenti. Paradossalmente, però, potrebbe verificarsi che, se l'amministrazione non riuscisse in futuro a reperire le risorse necessarie a realizzare gli stralci seguenti, noi avremo una piazza Meschio recuperata alle condizioni attuali, senza che siano state rispettate le prescrizioni indicate nell'autorizzazione della sovrintendenza. Per i comuni cittadini potrebbe essere configurato come un caso di abuso edilizio che, in area vincolo, deve essere perseguibile penalmente. Per i comuni cittadini, ma in questo caso, mancando un limite temporale alla realizzazione dei lavori, l'amministrazione potrebbe comunque cavarsela, rinviando sine die la conclusione dei lavori. Ora però, alla vista dell'attuale stato di ammaloramento dei parcheggi, sorge il dubbio. L'amministrazione che dovrà intervenire per sostituire i grigliati rotti dovrà usare altri grigliati dello stesso tipo o dovrà dare seguito alle prescrizioni della sovrintendenza e dare vita al secondo stralcio dei lavori? Questo dovrà deciderlo solo la sovrintendenza, ma è chiaro che a pagare saranno sempre i cittadini, malgrado ci sia una fideiussione e garanzia di 76.000 euro da parte della ditta Bellomo che ha eseguito i lavori prescritti dalla sovrintendenza e a regola d'arte come certificato dal Comune. Da ultimo voglio citare la delibera della Giunta Comunale del giorno 27 ottobre 2017 con oggetto riqualificazione di Piazza Meschio, che a pagina 3, primo capoverso, recita: ritenuto di procedere con lo sviluppo esecutivo del progetto già oggetto di permesso a costruire numero 63/2014,
Fa quindi riferimento al primo stralcio di lavori redatto dall'architetto Sergio Denardi Giuseppe Vedova a pagina 4 precisa. Vista l'autorizzazione con prescrizioni della competente sovrintendenza ai beni architettonici, protocollo 9117, acquisita il protocollo del Comune in data 28/4/2014, costituente parte integrante del permesso a costruire, numero 63/2014. Come traspare in tutte e tre le delibere da me citate dal permesso a costruire, i lavori eseguiti su Piazza Meschio sono da considerarsi un primo stralcio nel progetto approvato dalla Sovrintendenza nel 2012, in attesa del reperimento delle risorse necessarie sul completamento da parte dell'amministrazione. Grazie. Grazie Assessore. Questo ho letto, non altro. Allora, la replica al consigliere Tonon, se è soddisfatto o meno della risposta. Grazie. Prego. No. Faccio fatica a dare un giudizio sulla soddisfazione o meno, perché confesso che ritengo drammatico quello che ho sentito. Nel senso che ho l'impressione che l'assessore Fasan intenda che nel primo stralcio si fa una cosa, nel secondo si tira via quello del primo stralcio e si fa un'altra roba. Non funziona così. Il primo stralcio si fanno alcune cose, nel secondo stralcio si fanno altre cose. Non è che intanto mettiamo quelli e dopo il secondo stralcio togliamo il grigliato, togliamo anche tutto il cemento, togliamo pure anche il drenaggio delle acque e torna a far tutto. Io spero che lei non intenda così il settore lavori pubblici, sarebbe davvero drammatico. Il parere della sovrintendenza del dicembre 2014 non va ad integrare, va a sostituire quello del 2014, perché è cambiato il progetto. È cambiato il progetto, punto. Io francamente pensavo fosse una svista la sua prima, cioè la risposta data nel Consiglio Comunale di ottobre alla domanda di attualità. Se invece lei ritiene che sia esattamente corretto quello che ha fatto, io confesso ad avere molti dubbi sulla competenza sua come assessore ai lavori pubblici. Mi perdoni, ma la sua risposta mi induce solo a questa valutazione. Quindi una insoddisfazione totale, non tanto della risposta quanto delle prospettive come assessorato ai lavori pubblici. Grazie. Grazie, consigliere. Bene, non si può ribattere, cioè la risposta dell'interpellante e basta. Passiamo al punto, alla seconda interrogazione. Interrogazione e risposta orale pervenuta in data 4/2/2020, protocollo 4290, presentata dal consigliere Mirella Balliana, gruppo De Bastiani Sindaco Rinascita Civica, ad oggetto Scuola dell'Infanzia di San Giacomo. Qual è l'esito della perizia sulla sicurezza strutturale dell'edificio? Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Do lettura dell'interrogazione. Premesso che il 15 dicembre 2019, in un articolo di stampa, l'assessore Fasan dichiarava che a seguito di una sommaria valutazione effettuata dai propri tecnici sull'immobile adibito a Scuola dell'Infanzia di via San Fermo, San Giacomo, emerse che l'immobile adibito a scuola potrebbe presentare problematiche di tipo strutturale. Precedentemente, cioè il 29 novembre, il Comune trasmetteva una nota all'ente Cesana Malanotti, proprietario dell'immobile, nella quale si suggeriva all'ente di far eseguire una perizia sulla sicurezza strutturale dell'edificio. Di seguito l'ente Cesana Malanotti affidò d'urgenza l'incarico di verifica ad un professionista. Considerato che la sicurezza strutturale degli edifici scolastici è di rilevante importanza, le dichiarazioni rilasciate dall'assessore Fasan hanno generato giustificate preoccupazioni tra i genitori degli alunni e tra il personale educativo. Si chiede di sapere in che data sia stata trasmessa al Comune la perizia fatta eseguire dall'ente Cesana Malanotti e quali siano le considerazioni finali emerse dalla perizia stessa. Grazie. Prego, Assessore. Grazie, consigliera Balliana. L'Istituto Cesana Malanotti ha la proprietà dell'immobile, ma all'interno è attiva una scuola statale, la scuola materna di San Giacomo, che fa capo al primo ciclo didattico. In virtù di questo, da febbraio
da febbraio 2019 è stata sottoscritta una convenzione dall'Istituto Cesana Malanotti a favore del Comune di Vittorio Veneto per la costituzione del diritto d'uso dell'immobile per la gestione della scuola infanzia statale nel quartiere di San Giacomo. A novembre 2019 il sindaco Miato ha inviato all'Istituto Cesana Malanotti, proprietario dell'immobile, una nota chiedendo di promuovere una verifica di tipo strutturale sull'immobile, al fine di poter avere indicazioni sulle condizioni di sicurezza per i bambini che frequentano la scuola. Pochi giorni dopo la richiesta, il presidente dell'Istituto Cesana Malanotti ha comunicato di aver avviato con incarico di un professionista una ricognizione speditiva dell'immobile, riservandosi quindi di procedere in seguito con ulteriore incarico peritale più approfondito. In data 5 dicembre il Comune ha ricevuto una perizia statica speditiva realizzata dall'ingegner Franco Sogne di Sedico. Fra le considerazioni degne di nota, sono uno studio abbastanza corposo, a pagina 9 al punto 3, descrizione dell'impianto strutturale esistente, le coperture sono in solai, presumibilmente in latero cemento, posti in piano o a falda, secondo la funzionalità degli ambienti sottostanti e con campiture su luci attualmente normali, ma non così forse per il periodo di costruzione. Le dimensioni rilevabili degli elementi strutturali verticali sono coerenti con lo spirito della progettazione e con le norme vigenti all'epoca della costruzione, secondo dopoguerra dello scorso secolo. Preme però evidenziare che da notizie raccolte l'edificazione risulta effettuata negli anni precedenti all'entrata in vigore della prima norma specifica sulle strutture in calcestruzzo, legge 1086/71, e alla prima norma sismica, legge 64 del 74, ed è logico ipotizzare che a una verifica facilmente l'impianto strutturale non risulterà conforme al quadro normativo. Al punto 5, prime considerazioni strutturali e relative prime valutazioni sulla sicurezza strutturale del fabbricato. L'ingegner Sogni sottoscrive: a conclusione di quanto fin qui riportato, è quindi possibile esprimere alcune prime valutazioni sull'impianto strutturale esistente nello stabile, sul suo stato ed inoltre sulla sicurezza nell'utilizzo degli ambienti. Pertanto, pur ritenendo corretto ancora una volta segnalare l'esilità delle strutture esistenti, se verificate con le normative in vigore, ed in particolare ad azioni orizzontali, necessita precisare che l'articolato strutturale esaminato nel suo complesso presenta uno stato di conservazione sostanzialmente accettabile, che non manifesta nelle sezioni resistenti progettate evidenti degradi significativi né geometrici né di caratteristiche di materiali che per questo non risultano né ridotte né modificate né resistenze, tanto da non manifestare disagi strutturali o disarticolazioni significative, consentendo quindi l'uso in sicurezza del fabbricato. Una buona notizia. Non di meno però lo stato di alcune limitate porzioni di maschi murari ed inoltre la datazione degli arrosentamenti e la loro potenziale esposizione ed infiltrazioni del manto di copertura, anche se datate e non rilevate, suggeriscono un esame più approfondito dell'esistente per verificarne lo stato ed eventualmente intervenire se e dove necessario. Circa l'esilità delle strutture esistenti, seppur ritenendo che la non manifesta sofferenza degli elementi ne confermi di fatto l'efficienza e l'efficacia strutturali ai carichi verticali, risulta comunque inevitabile una verifica a termini di norma in vigore, soprattutto in considerazione dell'utilizzo del fabbricato. Questo è quanto emerge dalla verifica speditiva redatta dall'ingegner Sogne. L'Istituto Cesana Malanotti, in data 11 febbraio 2020, delibera quindi di dare in via d'urgenza l'incarico alla ditta Mezzadri Ingegneria SRL di Ferrara, perché siano eseguiti indagini, prove sui materiali e verifica di vulnerabilità sismica dell'edificio. In questi giorni la ditta ha già avviato la fase delle indagini e dei sondaggi, come ho potuto verificare di persona nel pomeriggio di martedì scorso. L'incarico potrebbe concludersi entro 30 giorni dall'affidamento,
ed è quindi plausibile attendersi entro metà marzo la consegna della perizia. Nel frattempo l'immobile comunale è intervenuta Nel frattempo l'amministrazione comunale è intervenuta sui servizi e sulle pertinenze dell'immobile, ha fatto pulizia dei cortili della scuola materna, tagliando gli alberi pericolosi o malorati. A breve interverrà ulteriormente sul cortile posteriore dell'edificio, rendendolo utilizzabile per i giochi, allontanando di oltre 40 metri la presenza di giovani ospiti dal vigneto, il cui impianto e la conseguente coltivazione ha dato avvio alla preoccupazione dei genitori per la salute dei propri figli. Aumentare di 40 metri la distanza dell'area giochi del vigneto, assieme ad altri accorgimenti già indicati dal regolamento di polizia rurale e le ulteriori indicazioni recentemente date dal TAR, credo che alla fine possa diventare un accorgimento per salvaguardare la salute dei nostri giovani. È un piccolo segnale dell'attenzione dell'amministrazione per un problema che trova difficile risoluzione. Mi auguro di aver avuto abbastanza competenza questa volta. No. Mi dica? Piano solo fuori terra? La scuola materna, un solo piano? Sì, un solo piano. Ok. Finito? Sì, ho finito. Perfetto, grazie Assessore. Consigliere Balliana, si dichiara soddisfatta? Allora, intanto ringrazio l'assessore per la dettagliata illustrazione e mi dichiaro soddisfatta stasera, ma non soddisfatta dall'articolo del 15 dicembre, assessore, perché lei si è ricevuto la prima, chiamiamola perizia, è una verifica, il 5 di dicembre in comune. Non vedo perché sia andato alla stampa il 15 dicembre dichiarando che l'immobile potrebbe presentare problematiche, perché dalla prima perizia, come lei ha giustamente illustrato, voglio dire, si chiede un'ulteriore verifica, però si dice che l'utilizzo del fabbricato è in sicurezza. Quindi la mia preoccupazione era che secondo me prima di procedere a delle affermazioni abbastanza preoccupanti e qualche volta anche allarmanti, perché poi si metta nei panni dei genitori che alla mattina devono accompagnare i figli a scuola e vedere nel giornale scritto che l'edificio potrebbe presentare delle situazioni problematiche, voglio dire, sì, penso uno rimanga anche abbastanza, tra virgolette, scioccato, no? E quindi ci pensa due volte a portare il figlio in quella struttura. Quindi bene che andiamo avanti, bene la massima attenzione all'asilo di San Giacomo, però direi che prima di procedere a certe affermazioni, meglio essere certi di quello che poi comunichiamo. Insomma, ecco questo, grazie. Per il discorso degli alberi, se mi permette, lo so che c'è stato appunto, avete tagliato gli alberi, faccio notare che però durante il periodo primaverile e un po' verso l'estate ci sarà un problema anche di calore, nel senso che il sole sarà a picco e viene a mancare quello che era l'ombra poi dettata dagli alberi, quindi sarà da provvedere in qualche maniera anche su questa questione qua. Grazie. Bene. La ringrazio, consigliere Balliana. No. Bene. Non posso. Passiamo ora al punto numero 4 dell'ordine del giorno, chiusura del passaggio a livello su via De Ganutti e progettazione del collegamento con via Callarga e del sottopasso della stessa. Primo stralcio, approvazione variante urbanistica numero 64 del 2019, controdeduzione alle osservazioni. Allora, questa delibera è una variante del PRG. Volevo solamente ricordare ai consiglieri che nella votazione ci saranno due votazioni. A pagina 4 la prima votazione riguarda il parere contrario all'accoglimento dell'osservazione presentata dallo studio legale, e quindi questa è la prima votazione, e la seconda votazione riguarda il deliberato a pagina 5. Allora passo la parola al sindaco per l'illustrazione della delibera. Buonasera a tutti e grazie Presidente. Sindaco o all'assessore? No. Allora, scusate un attimo. Mi ha dato mi mandato... dicono una cosa. Prego. Anche per le persone.
passo la parola all'assessore Antiga. Buonasera a tutti e anche ai telespettatori che ci seguono purtroppo da casa, ma per fortuna che c'è Tenda TV che riesce comunque a avvicinarci, anche se quest'aula questa sera necessariamente è deserta. Siamo in approvazione della variante 64 2019, variante che conosciamo tutti molto bene perché è passata in adozione il 21 novembre 2019. La variante è stata necessaria adottare perché per chiudere il passaggio a livello di via Deganutti c'era necessità di collegare la strada via Deganutti, che sarebbe stata praticamente cieca, alla strada via Callarga. A tal proposito passo la parola al dirigente ingegnere Sandra Curti, perché nel periodo delle osservazioni il Genio non si è espresso, nemmeno l'USL, e quindi si intendono favorevoli i pareri. C'è invece arrivata un'osservazione dei proprietari dei proprietari che adesso si va ad illustrare. Scusate un attimo, la parola la passo io, però prima di passare la parola, visto che l'ingegnere è la prima volta che è qui a Vittorio Veneto, io non ero preparato, non sapevo che ci fosse, comunque ho messo insieme alcuni dati. Intanto benvenuto ingegnere qua nel comune di Vittorio Veneto. L'ingegner Alessandra Curti è la nuova responsabile della unità operativa pianificazione territoriale, e a vicenda la signora Antoniazzi. L'ingegner Curti è ingegnere civile, ha svolto la sua lunga carriera in diversi comuni. L'ultimo comune è Mogliano Veneto, dove è stata responsabile dei servizi edilizia, ambiente, attività economiche e SUAP, e ha lavorato precedentemente nei comuni di Villorba, nel comune di Treviso, nel comune di Bolzano Vicentino, quindi ha una lunga esperienza. Io auguro all'ingegner Curti un buon lavoro a Vittorio Veneto. Ecco, prego ingegnere. Grazie, buonasera a tutti. Passo a illustrare l'osservazione che è arrivata. L'osservazione è stata prodotta dall'avvocato Zanchettin in nome e per conto dei signori De Mori, Claudia, Giovanna, Giovanni e Maddalena. Sinteticamente, il sunto dell'osservazione viene chiesto che la strada in progetto per cui è stata adottata la variante venga traslata dalla posizione in cui è stata progettata, appunto, verso ovest, o lungo il confine o a cavallo della proprietà dei signori De Mori con quella confinante ad ovest. La proposta dell'ufficio è di respingere l'osservazione in quanto, accogliendola, si andrebbe a realizzare una strada che, come avete potuto vedere dal progetto, non è poi così lunga e avrebbe quantomeno 4 curve e verrebbe realizzata completamente a ridosso dei fabbricati esistenti nella porzione più a sud, e quindi anche per garantire la sicurezza di questa strada e quindi del traffico, la proposta dell'ufficio è di respingere l'osservazione. Devo schiacciare? No. Bene. Allora, abbiamo finito con l'illustrazione. Allora apriamo il dibattito. Vedo che si è prenotato il consigliere Dus. Prego consigliere. Buonasera a tutti, anche chi ci segue da casa. Credo che il Presidente abbia fatto bene questa sera a tenere il Consiglio a porte chiuse, non tanto per il coronavirus, ma per non disturbare i cittadini per un unico punto all'ordine del giorno. Evidentemente abbiamo lasciato la città in ordine se non c'è così tanto da discutere. Venendo però all'unico punto dell'ordine del giorno, devo fare i complimenti all'amministrazione per l'onestà nell'aver riconosciuto il merito
dell'amministrazione Tonon di aver intrapreso le iniziative nel 2014 presso il Ministero delle Infrastrutture, allora c'era il Ministro Del Rio, e verso la Regione del Veneto, che ancora una volta invece era sorda alle nostre richieste, iniziative inerenti all'elettrificazione della linea, che appunto grazie all'iniziativa del Comune di Vittorio Veneto, allora amministrato da Tonon, si è potuto partire con questo importante progetto che secondo me interesserà la città in futuro. Entrando un po' nel merito, più nel dettaglio della proposta di delibera, ci sono alcune domande che volevo fare, e alcune più marginali, ad esempio il fatto che mancano le date della presentazione del progetto, cioè è riportato il numero di protocollo ma non quando è stato presentato il progetto. Ricordo che il progetto è stato fatto dallo studio Martini, è un progetto che diciamo così a un certo momento nasce dal nulla e la Giunta ne prende atto. Per carità, è un'operazione che si può fare, è stato fortunato lo studio ad aggiudicarsi una progettazione che in totale sarà di circa 2 milioni di euro e i costi di progettazione sono di, mi pare, oltre 135 mila euro suddivisi in varie tranche. La prima è di 30 mila euro. Se non sbaglio, poi magari se volete correggermi se ho interpretato male. Ci sono alcune cose che non sono state solo accennate nell'illustrazione da parte dell'ingegnere relativo all'osservazione del legale. Una in particolare chiederei che venga data risposta, ed è il fatto che noi abbiamo fatto una delibera quando i tempi di presentazione delle osservazioni, quando l'avvio del procedimento era ancora in itinere, non era ancora e non era stato concluso. E quindi chiedevo se questo qui sia una procedura corretta, immagino di sì, però visto che non è stato dato risposta allo studio legale, magari gliela diamo questa sera da questo Consiglio. In secondo luogo chiedo i costi, perché la soluzione prevede appunto l'esproprio di un'area che è un'area, un terreno agricolo in area di OCG, adesso anche patrimonio UNESCO, e quindi volevo sapere quanto costava alle casse comunali espropriare un'area così importante, che va a tagliare il fondo in due porzioni e quindi sicuramente non rendere più usufruibile per un certo tipo di cultura il fondo da parte dei proprietari. Costi. Poi c'è un'altra cosa sulla quale chiedo un chiarimento. Il legale dei ricorrenti dice che negli incontri personali con gli amministratori è stata prospettata la possibilità di una variante che prevede anche la riclassificazione ad industriale dell'area stessa. Allora, volevo sapere se mi si poteva confermare da parte dell'amministrazione questa ipotesi, o quantomeno questi incontri personali, e se si stavano facendo delle ipotesi urbanistiche espansive, tenendo però all'oscuro i cittadini. Quindi se c'è qualche intenzione dell'amministrazione, credo che sia questa la sede perché si esprima. Credo che sarebbe stato opportuno comunque valutare la proposta di rimanere nei terreni di proprietà di Savno, sempre per una maggiore economicità dell'intervento. Poi chiedo inoltre una specifica su quanto sia l'area espropriata, anche sempre per poterla quantificare, visto che non è così dettagliato. E poi qui è una considerazione che fa l'avvocato, ma che faccio anche mia: si ritiene inaccettabile che ad un cittadino che sta per essere espropriato non venga dall'autorità competente, in questo caso l'amministrazione di Vittorio Veneto, comunicata subito la misura esatta della superficie oggetto di espropriazione. Grazie. Grazie consigliere. Si è prenotato il consigliere De Antoni, prego. Buonasera. Per quanto riguarda le osservazioni sulle controdeduzioni, sottoscrivo quello che ha già detto il consigliere Dus. Io rilevo solo che le osservazioni e deduzioni
ad opponendum che sono state presentate in data 21/11, che era la prima osservazione quando è stato inviato l'avviso agli interessati dell'avvio della procedura per l'esproprio. Gli interessati, tramite l'avvocato Zanchettin, avevano fatto delle osservazioni e deduzioni ad opponendum, che sono state presentate e protocollate il 21/11/2019. Noi come Consiglio Comunale abbiamo esaminato la delibera il 27/11, ma non siamo stati informati che c'erano queste osservazioni. Sarebbe stato corretto che ci aveste detto che rispetto a questa proposta, a questa indicazione, osservazione che era stata fatta, c'erano queste osservazioni e quindi potevamo anche noi come Consiglio Comunale essere più informati nel prendere la decisione, che poi è stata quella di approvare il progetto preliminare di fattibilità. Ma lasciando stare le deduzioni dei proprietari e le controdeduzioni dell'amministrazione, che sì, anche secondo me non sono motivatamente motivate in tutti i loro risvolti, vorrei entrare nel merito della variante urbanistica, che è la conseguenza della decisione, anche da me condivisa in Consiglio Comunale, di rivedere l'accordo con Rete Ferroviaria Italiana in uno dei primi consigli comunali in cui abbiamo esaminato un'interpellanza dei consiglieri Balliana e De Bastiani in merito alla soppressione del passaggio di via Martel. Ottima quindi la scelta da parte dell'amministrazione di proporre a Rete Ferroviaria Italiana la chiusura del passaggio a livello di via De Ganuti al posto della chiusura di quello di via Martel, da cui deriva la necessità della variante in discussione. Ma se leggiamo la convenzione, ahimè già sottoscritta dal Comune con Rete Ferroviaria Italiana in data 14 febbraio 2020, scopriamo che, se non ho letto male, che il Comune di Vittorio Veneto si è impegnato non solo a chiudere il passaggio a livello di via De Ganuti, ma anche il passaggio a livello di via Callarga, con la realizzazione del sottopasso, e ultima novità, anche il passaggio a livello di via Martel, nel quale non è prevista la chiusura vera del passaggio a livello, ma è previsto un intervento per consentire comunque il passaggio della linea ferroviaria, ma delle opere che non sono indicate nella convenzione, in cui si riuscirà quindi a consentire il passaggio anche su via Martel, che dovrà essere in qualche modo adeguato. Qui mi riferisco a quanto è riportato nella convenzione, in cui si cita, e devo leggere alcuni punti, vi chiedo la pazienza. Si dice che con una certa nota il Comune di Vittorio Veneto ha comunicato l'impossibilità a Rete Ferroviaria Italiana di rinunciare all'attraversamento di via Martel nei termini indicati dalla citata convenzione, che era quella sottoscritta nel 2018, in ragione del volume di traffico attualmente rilevato ed in vista dell'incremento previsto a seguito del riassetto della viabilità di collegamento in corso di definizione. Poiché in occasione di successive interlocuzioni con il Comune stesso ha evidenziato che l'incremento dei transiti sulla via Martel è una previsione fondata derivante dalle recenti intese, sottolineo intese, con l'ANAS, di cui non siamo a conoscenza ma evidentemente ce le spiegherete, aventi ad oggetto il citato riassetto della viabilità di collegamento della città. Viabilità coinvolgente alcuni punti strategici degli assi stradali che saranno interessati da mutamenti dei flussi di traffico per effetto della imminente apertura del traforo di collegamento con la strada statale 51 di Alemagna e della realizzazione della bretella di collegamento tra la nuova rotatoria di via Bressana e la dorsale principale del viale Mattei, a servizio della zona industriale. La realizzazione di questo ultimo snodo viario comporterà inevitabilmente un aggravamento del traffico di via Martel e sul relativo attraversamento ferroviario. In ordine alle soluzioni prefigurate dall'amministrazione comunale per far fronte alle esigenze viabilistiche per effetto della soppressione del passaggio a livello di via Martel, l'amministrazione comunale ha in corso processi di intesa con la Regione del Veneto e la provincia di Treviso per verificare le più idonee opportunità di finanziamento, fermo restando, e sottolineo fermo restando, l'impegno ad assumersi la piena responsabilità della copertura finanziaria dell'intervento in qualità di committente. Si dice ancora che il previsto riassetto della viabilità presuppone che la soppressione del passaggio a livello di via Martel possa attuarsi solo con la realizzazione di un'opera carrabile di attraversamento della sede ferroviaria, rispetto alla quale però ad oggi non si dispone dei necessari finanziamenti che andranno programmati nel medio-lungo periodo.
A tale scopo il Comune di Vittorio Veneto si impegna ad interessare i vari soggetti portatori di interesse per attivare le sinergie istituzionali del caso che consentiranno di garantire la copertura del quadro economico dell'intervento. Qui non si capisce che cosa si vuole fare, però si assicura che il passaggio non verrà chiuso, quindi la strada non verrà, il passaggio non verrà interchiuso, però o sopra o sotto da qualche parte passerete, o qualcuno avrà in mente un'idea, magari l'assessore magari avrà pensato a qualche soluzione. Si dice ancora che il Comune di Vittorio Veneto, nelle more di dare copertura finanziaria all'intervento sostitutivo del passaggio di livello di Martel, ha condotto nuovi approfondimenti che hanno portato all'individuazione della chiusura dei 2 passaggi a livello, via De Ganuti e via Callarga, pardon, per i quali invece sono mature le condizioni per provvedere alla soppressione. Ancora, dice ancora che si rende pertanto necessario disciplinare le nuove intese modificando, integrando gli originali accordi mediante specifica convenzione che prevede anche il Comune di Cornigliano quale soggetto sottoscrittore. La soppressione del passaggio di livello a chilometro 11.243 che sarebbe via Martel troverà disciplina in successiva specifica convenzione non appena matureranno le condizioni. Cioè, quindi io capisco che si è deciso di fare un piano di soppressione dei passaggi a livello, che per la verità non competerebbe al Comune, ma competerebbe a Rete Ferroviaria Italiana. Si è pensato di investire su questo piano, io faccio il conto di circa 2 milioni e mezzo di euro, perché se il sottopasso di via Callarga costa 2 milioni, poi vedremo il progetto esecutivo. Se il progetto che stiamo approvando oggi, di cui stiamo approvando la variante oggi, costa 480.000 euro, e questi sono certi, 2.480.000, se anche via Martel dovesse costare circa 2 milioni come quell'altro, sono circa 4 milioni e mezzo. Rete Ferroviaria Italiana si impegna comunque a dare 6, 12, 18, 2 milioni e 10.000 euro, per essere precisi, quindi mancano sempre 2 milioni e 500.000 euro che in qualche modo devono essere reperiti. Ora io mi chiedo, ma dunque, ottima l'idea, cioè l'abbiamo discusso qua, si ricorda, l'avevo detto anche la parrocchia di Salsa, non so se si ricorda cosa l'avevo detto. E quindi benissimo, siete andati là, avete ridiscusso la convenzione, avete ottenuto di non chiudere via Martel e di chiudere via De Ganuti. Ma perché non vi siete fermati lì? Abbiamo pensato anche, mi è stato detto anche dall'assessore in consiglio, abbiamo pensato anche che il sottopasso della ferrovia in corrispondenza di via Callarga consentirà in futuro, forse anche si riferisce a questo, quelle citazioni che ha fatto l'avvocato Zanchettin prima nelle controriduzioni, consentirà anche eventualmente di collegarci all'autostrada, al casello dell'autostrada, che prima o poi forse potrà essere fatto, potrà essere ampliata la zona industriale. Però sono 2 milioni e mezzo che ci mettiamo su questa cosa, ma la domanda mia è: ma perché non lasciamo stare De Ganuti e il sottopasso di via Callarga e facciamo solo via Martel? Abbiamo ottenuto 2 soluzioni. Abbiamo urgentemente sistemato il problema che avete evidenziato nella convenzione dell'aumento del traffico derivante, eccetera, consigliere, eccetera. cerchi di... No, scusi, ma perché scusi? Quanto tempo ho? Sono già 8 minuti. Ho tempo 16 minuti. Dopo il secondo intervento, sì. No, c'è scritto che gli interventi sono raddoppiati. La durata dell'intervento per i piani regolatori, le modifiche, eccetera, è il doppio di quello previsto. Controlli l'articolo. Va bene, continui. Conosce a memoria. Continui. Adesso mi ha interrotto e devo riprendere. Vabbè. No, su altri 8 minuti. No, ho altri 8 minuti per parlare. Scusate. No, quello che dico è che in qualche modo, non capisco le ragioni, ci sostituiamo a Rete Ferroviaria Italiana per fare un piano che, lo dice anche la norma e lo dice la legge, il piano per la soppressione dei passaggi a livelli, questo piano viene considerato un piano di pubblica utilità che consente di evitare anche incidenti che succedono, no? A volte sui passaggi a livello, viene finanziato dallo Stato, c'è scritto, e solo in via eventuale ci può essere la disponibilità, in casi particolari, di finanziare anche con interventi degli enti locali. Qui invece vedo io che ci sostituiamo direttamente a Rete Ferroviaria e vogliamo fare un piano. A me sembra che sia un passo più lungo della gamba, anche perché non mi risulta che il Comune di Vittorio Veneto abbia queste grandi risorse. Non mi sembra che a livello pubblico ci siano tante risorse disponibili. Perché fare questo e non accontentarci di risolvere un problema di via Martel in via definitiva, anche assorbendo tutto il nuovo traffico che c'è. Allora,
Un'altra cosa, è possibile che si firmi una convenzione impegnativa, perché nella convenzione sono, credo anche gli altri consiglieri avranno letto, ci sono dei termini precisi. Ad esempio, il primo stralcio del progetto, cioè il collegamento tra via dei Ganutti, il collegamento tra via dei Ganutti e via Callarga, questo primo stralcio deve essere terminato entro il 15 maggio. In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori e nella consegna del passaggio, quindi nella chiusura del passaggio a livello, è previsto nella Convenzione che ci sia una penale a carico dei due comuni, per fortuna contribuirà anche il comune di Cornigliano, di 200 euro al giorno. Cioè l'assessore mi spiegherà come pensa di poter appaltare, completare, collaudare e consegnare un lavoro di cui non abbiamo ancora il progetto esecutivo, a meno che non sia stato approvato e non sia stato comunicato la delibera, come pensa il comune di riuscire a fare questa cosa nel giro di 2 mesi e mezzo? A me sembra una cosa impossibile. Ok, poi un'altra cosa. Nella convenzione che diciamo, riportata appena sottoscritta, nulla si dice in merito ai lavori della rete ferroviaria italiana di miglioramento della stazione ferroviaria di Vittorio Veneto. Nella vecchia convenzione, quella firmata dalla precedente amministrazione, si prevedeva il rifacimento dei marciapiedi, delle pensiline, il sottopasso di stazione con uscita anche dal lato ovest. Credo che in questa convenzione non erano previsti tempi per l'ultimazione dei lavori, non erano previsti tempi per la consegna, non erano previsti penali anche a carico di Ferrovie dello Stato, perché di Rete Ferroviaria Italiana. Era l'occasione, visto che avevamo in mano la convenzione e avevamo anche, credo, il coltello dalla parte del manico, forse era il caso di approfittare di questa cosa, di questa convenzione per riuscire a definire questi aspetti, perché anche in altre occasioni si è visto che i lavori, ad esempio di via, caspita come si chiama, quando il prolungamento dei lavori del sottopasso all'interno della città, diciamo via... No. Lioni, no, adesso via Lioni è una parte, ma c'erano anche quegli altri, quando sono state fatte i sottoservizi, non si chiama Lioni quella, scusate. Vabbè, insomma, quei lavori là, insomma, che sono stati fatti, ci sono stati dei ritardi, ci sono state anche delle proteste da parte dei commercianti, quindi perché non abbiamo approfittato per diciamo, chiedere anche alla Rete Ferroviaria Italiana di rispettare i termini come impongono di rispettarli al Comune? Un'altra cosa ancora. Rilevo nuovamente che il progetto di fattibilità tecnica ed economica dal titolo Chiusura del passaggio a livello di via dei Ganutti e progettazione del collegamento con via Callarga e del sottopasso ferroviario è stato redatto in data 21/11/2019 e approvato con delibera della Giunta del 12/12/2019. Il progetto del primo stralcio è stato approvato un mese prima. Allora c'è qui anche l'ingegnere che forse mi potrà dire se è normale che si approvi prima lo stralcio di un progetto generale che non c'è. Prima viene approvato il progetto stralcio e poi viene approvato il progetto generale. Mi sembra una procedura un po' tirata, insomma, onestamente. E l'ho sollevato in altre occasioni, mi dite sempre sì, mi sorridete, mi dite di sì, a me fa piacere che mi sorridiate, però qualche volta dopo 1, 2, 3 sorrisi, qualche volta magari uno pensa di essere preso in giro, allora questo non mi piace molto, ho capito, ma se vi continuate a sorridere e poi non fate le cose, mi avete detto che avevo ragione, ma comunque andiamo sempre avanti su questa linea. E poi comunque nel piano economico del progetto di fattibilità tecnica economica risulta approvato solo l'importo per il progetto del sottopasso. Allora io pensavo che anche se con ritardo comunque facciamo il progetto di fattibilità tecnica economica, è citato così nel progetto, sia del collegamento sia del sottopasso, così è scritto. Poi nel progetto, quello di dicembre, c'è solo l'importo dei lavori relativi al sottopasso. Mettiamo a posto questa cosa, cioè, secondo me c'è un errore, però poi l'ingegnere, che forse sarà anche responsabile unico del procedimento, se sarà responsabile del procedimento, penso che prima di andare avanti potrà verificare tutte queste cose. Ho finito. Grazie, consigliere. Qualcun altro che si prenota? Consigliere Balliana, prego.
Allora, io volevo chiedere una cosa, a parte che volevo fare una premessa generale che è un po' sopra le parti, nel senso che dico che tutto questo si innesca dal discorso che RFI ci chiede di chiudere questi passaggi a livello. Quindi RFI chiede la chiusura e a livello territoriale nei nostri comuni noi dobbiamo soccombere, tra virgolette, nella costruzione di nuove strade, insomma, di collegamento. Quindi noi andiamo a consumare territorio, anche agricolo, perché insomma dobbiamo un po' anche accontentare RFI che con questa chiusura di questi passaggi a livello, che tra l'altro sono automatizzati, ha un grande risparmio RFI, però poi noi a livello territoriale appunto abbiamo costruzioni di nuove strade e quindi andiamo a consumare il suolo anche vergine. E volevo chiedere una cosa, intanto all'assessore all'urbanistica, il sindaco, no? E volevo chiedere, quando il proprietario del fondo fa il discorso dell'indennizzo, cioè per un esproprio parziale in base ad una legge che non lo sapevo nemmeno io, questo l'ho scoperto questa sera, in base al DPR 327 del 2001, l'indennizzo che viene dato al proprietario è maggiore rispetto che se fosse espropriata tutta l'area, perché andiamo a espropriare solo un pezzettino. Quindi andiamo un attimino a danneggiare il fondo, si va a danneggiare il fondo e quindi l'indennizzo aumenta in proporzione. E il proprietario dell'area aveva controdedotto che se l'esproprio fosse andato a margine del terreno, anche dal punto di vista economico, il comune avrebbe pagato meno, perché non vai a intaccare, diciamo, il fondo nel suo centro. La domanda che mi chiedo, al di là che appunto il tecnico, il dirigente e il progettista hanno detto che diventa impossibile fare più curve rispetto a una tangente dritta e quindi diventa anche un discorso di fruibilità della strada, volevo chiedere, da un punto di vista dall'altra parte, verso est, il percorso lungo la ferrovia, cioè quanto non sarebbe stata la stessa cosa spostarlo a est il più possibile, voglio dire, quindi andiamo sempre al margine del terreno, del fondo e quindi avremmo pagato meno, voglio dire, ma non lo so, chiedo, perché appunto non avendo partecipato ho visto il progetto, però è una curiosità che avevo, grazie. Grazie consigliere. Consigliere De Bastiani, prego. Buonasera. Io purtroppo non ho potuto partecipare alla commissione di lunedì e mi permetto di consigliare, per quando ci sono argomenti di questo tipo, magari la proiezione di una slide sarebbe potuta servire a tutti quanti per fare un ragionamento un po' più comprensivo e una illustrazione più precisa. Anch'io mi sono fatto la domanda che appena illustrato la collega Mirella. Viene spontaneo pensare che forse una soluzione sarebbe stata quella di far correre appunto questa nuova strada a fianco della ferrovia, ma probabilmente ci saranno dei motivi, immagino, che non lo rendono possibile. Ho anch'io notato quella osservazione fatta dall'avvocato che dice che appunto la deliberazione 57 è stata assunta prima della scadenza del termine sopraffissato per le osservazioni. Probabilmente anche per questo ci sarà una motivazione, perché altrimenti penso che questa cosa possa essere impugnata e contestata. Poi per quanto riguarda la lunga convenzione tra Comune e Vittorio Endo, che non è proprio l'oggetto di questa delibera, però
è a margine, quindi comprende la discussione. Sì, anch'io mi sono chiesto fin da subito perché RFI non sostiene tutte le spese. Cioè, quando una società costruisce un'autostrada si addossa tutti gli oneri dei sovrappassi. La ferrovia, che verrà a beneficio anche dei vittoriesi, però voglio dire è realizzata da una società SPA con i suoi, che avrà tutta la partecipazione quasi tutta statale, però penso che disponga di grandi disponibilità, visto che mi sembra che doveva entrare nel salvataggio di Alitalia, quindi vuol dire che ce ne sono tanti soldi in RFI, quindi non sarà sicuramente il problema di 2 sottopassi a Vittorio. Per sbaglio, mi sembra che è stata fatta l'ipotesi, no, di RFI nel salvataggio all'Italia. Sì, voglio dire, la rete ferroviaria è delle ferrovie RFI, e RFI, a mio avviso, avrebbe dovuto fare addossarsi tutti gli oneri per la realizzazione della linea e anche quella per la manutenzione della stazione. La stazione è loro. E cosa ha fatto RFI? Ha scorporato le grandi stazioni, no? Ha creato la società Grandi Stazioni. Non so neanche con che governo è stato fatto, sinceramente, non so se era Berlusconi, Renzi, però insomma dove c'era la trippa hanno fatto una società apposta, no? Dove c'è la carne, no? C'è la sostanza, e hanno lasciato le ossa al resto del paese, e lasciando le stazioni ferroviarie di tutto il paese nelle condizioni in cui tutti quanti possiamo vedere. Basta per il momento, dopo in caso dopo le risposte mi riservo di intervenire ancora. Grazie, consigliere. Qualche altra prenotazione? Posso passare alle repliche da parte della Giunta? Sindaco vuole... Prego. Beh, comincio io per l'assessore, per il consigliere Bagliana e anche De Bastiani. La strada passa là esattamente perché sia la più dritta possibile, perché va a incrociare direttamente l'esistente. Le 2 curve, soprattutto a angolo retto, che si sarebbero generate facendolo ancora più a ovest o a confine o a cavallo delle due proprietà, sarebbe stata disassata, e altrettanto anche correndo vicino alla ferrovia. Quindi chiaramente per semplificare, per fare una strada completamente dritta, più sicura, purtroppo quel pezzo di terra viene anche tagliato un po', non del tutto, rimane lo stesso abbastanza salvaguardato a est, a ovest un po' meno, però è un fatto tecnico necessario per fare una strada come si deve, insomma, ecco. Grazie Sindaco, prego Assessore Antiga. Se posso, ci sono diverse note qua, una 4 pieno, ma vediamo di partire all'inizio. Nel senso che quando siamo arrivati in questa amministrazione abbiamo trovato il problema, quindi c'era una convenzione già siglata che prevedeva la chiusura di via Martel, e lo posso dire senza che nessuno sapesse nulla, perché pochi giorni prima delle elezioni c'era in biblioteca un'assemblea del genere ed è stato uno del pubblico che ha detto: ma voi sapete che la prima cosa che fa l'amministrazione quando va deve votare che il pezzo di via di proprietà dell'area di via Martel passerà alle ferrovie per la chiusura? E siamo rimasti tutti quanti un po' allibiti, chi c'era in e poi siamo andati a vedere carte, era così. Via Martel andava necessariamente chiusa per un contratto prima.
Quando abbiamo per la prima volta sentito Ferrovie, abbiamo fatto un ragionamento con loro dicendo: ma perché avete scelto via Martel? Ferrovie dice: c'è stata indicata l'amministrazione. Sì, bene, ma semplice. E allora, da una verifica che abbiamo fatto noi, abbiamo detto: ma se facciamo un conto e facciamo 100 i passaggi su via Martel, e viene fuori che su via Callarga sono 50 e su via De Ganuti sono 15, secondo voi, se c'è un casello da chiudere, qual è? È il 15 o il 100? E dice Ferrovie: vabbè, fateci una proposta, capiamo anche noi che forse non era la soluzione migliore. Ma il 100 fatto su via Martel non è un 100 definitivo, perché in prospettiva della viabilità come sarà un domani, quindi via della Bressana ricalibrata con una rotonda di intersezione con via Pinto, io credo che quel casello venga usato non poco. Quindi se ad oggi diciamo che è 100, sicuramente sarà 120. Quindi a maggior ragione via De Ganuti è il casello che, se è un casello che dobbiamo chiudere, perché la cosa è stata categorica: uno voi lo chiudete, non è ne riparliamo, vediamo, uno lo chiudete. De Ganuti non è stato facile, perché con De Ganuti noi si parlava con Conegliano, quindi all'interno del nostro contratto dovevamo necessariamente fare anche De Ganuti, fare anche Conegliano nel contratto. E Conegliano al tavolo non c'è stato subito, perché anche lui diceva che chiudere via De Ganuti gli si faceva un danno, perché la strada, come voi sapete, è a metà tra Conegliano e Vittorio Veneto, mentre il casello ricade tutto in Vittorio Veneto. Abbiamo trovato una quadra, e RFI a questo tavolo è stata, secondo me, presente, perché ha capito qual è il problema, ed è stata lei che ha messo a disposizione 2 volte il bonus che si dà per un sottopasso, che è il massimo che loro danno su tutte le reti nazionali, quantificato in 670.000 euro cada uno. Se noi facciamo un sottopasso che costa 2 milioni di euro, loro contribuiscono fino a 6,70. Tutto il resto lo si fa, perché, rispondendo anche a De Bastiani, la visione sarebbe molto meglio se Ferrovie fa tutto. Perché non abbiamo fatto un sottopasso su via Martel? Perché non facciamo tutti i sottopassi, visto che le pagano gli altri? Semplice, basta siglare, loro sottoscrivono che pagano, ma la realtà poi non è questa. E quindi bisogna fare i conti anche con quel che sia. Nella doppia proposta con Conegliano, che poi anche lui ha detto: beh, se facciamo una cosa del genere necessariamente va comunque perseverata, dobbiamo pensare che RFI mette a disposizione 2 volte 6,70, anche se sa che il primo intervento non costa 6,70, costa meno, quindi recuperiamo risorse per fare poi il secondo stralcio, che è il sottopasso. Quindi non è che sia fatto e buttata là la cosa, è stata ragionata, fatta al tavolo, e il sindaco sempre presente che caldeggiava la soluzione che rimanesse aperta via Martel. Arrivati poi alla soluzione di individuare il collegamento su via De Ganuti, via Calgarà, quella strada non è stata fatta a caso, è stata fatta lì dove una volta il PRG la prevedeva, dove tutti i lotti dovevano essere a sinistra, e quindi Savno ha fatto il primo lotto. Nel vecchio PRG era tutta area industriale quella, poi è stata tolta col discorso della ricognizione e occupazione del suolo regionale, e quindi è stata stralciata. Ma se noi oggi chiediamo un certificato di sistemazione urbanistica di quell'area, dice che è di 2, poi non si va a costruire, però è ancora così nel nostro piano. Nel nostro piano è ancora così. E quindi la strada è stata fatta dove qualcuno l'aveva pensata come strada di lottizzazione. Poi andare a sinistra o a destra, certo, tutto si può fare. Sta di fatto che in fondo ci troviamo 2 strade, 2 case, una a sinistra, una a destra. Se andiamo a destra, cozziamo sulla cucina di destra, se invece andiamo a sinistra, sul tinello è quello a sinistra. Quindi la strada dove era stata pensata e progettata lasciava sì che a sinistra che a destra ci fossero 2 lotti funzionali a un'eventuale industrializzazione. Parlando poi, non mi ricordo più, col consigliere sul discorso che destinazione avrà quell'area, e noi abbiamo detto che quell'area era di 2, stiamo facendo un PAT, potrebbe anche diventare di 2 necessariamente, perché ad oggi abbiamo la possibilità del consumo del suolo, però sostanzialmente se arriva un'azienda a Vittorio Veneto e ci chiede 10.000 metri, 6.000 metri di terra, non c'è,
perché purtroppo o per fortuna non abbiamo più nulla da mettere a disposizione. Quello era un polmone, erano a mia memoria 110.000 metri quadrati di area che sono là, sono rimasti là e sono ancora là. Adesso è diventato UNESCO, è passata per un DOCG adesso non c'è più, funzionale a un vigneto, però l'area è comunque sempre un'area prestigiosa, ancorché è vicino alle zone industriali ed è poi anche attaccato a una ferrovia. Non è che siamo in collina dell'UNESCO per capire, però tutte le terre vanno comunque rispettate per quel che sono. Quindi è stata quella la decisione che insieme a Ferrovie, che ha capito il problema, e a Conegliano, di andare avanti. Mi dilungo perché ne abbiamo già parlato, ma mi sembra quasi che parlo quasi per nulla, perché si ripete tutte le volte le stesse cose e tutte le volte manifestiamo le stesse cose. È importante fare il sottopasso su via Callarga, ancorché sia stato in previsione di piano. Difatti quel sottopasso non va fatto in variante, è incompatibilità urbanistica. Savno, che lì c'è e lì ci vuol stare, tanto per farvi capire, tra i cambi andata e ritorno e con tutte le macchine passano 644 mezzi al giorno, quasi tutti camion. Quindi c'è la necessità di fare un sottopasso per sviluppare quel polo, a meno che non decidiamo che anche loro devono chiudere e andare via, tant'è che voi lo sapete, e Savno anche lui ha contribuito al tavolo, tant'è che il progetto l'ha pagato Savno, perché ha intenzione anche lui di sviluppare il low cost business, che è i servizi per i comuni, e noi siamo comuni e quindi sicuramente siamo attenti a queste cose. Altre cose che ho dimenticato saranno sicuramente, però da un excursus così penso di aver detto tutto. Poi il sottopasso, grazie Sindaco della nota, il sottopasso di via Martel necessariamente va lasciato, però vanno trovati 2 milioni di euro. Vittorio Veneto non ha nessuna intenzione di trovare 2 milioni di euro, perché si sta prodigando, sì, ma quello che c'è scritto è una cosa, però non c'è un temporale. Quindi se la ferrovia cambia idea, che al posto di 6,70 metti 1.670.000, possiamo riparlarne tutti. Oggi siamo concentrati nel trovare le risorse e vanno trovate per il 2023 per finire il sottopasso. Penso che ci sia un po' tutto. Consigliere, consigliere De Antoni, aggiungo, RFI non era un corpo morto. Durante le trattative a loro era un problema per loro togliere dal novero dei passaggi a livelli da chiudere quello che prima era stato pattuito. Per cui la formula per dire che loro non lo perdono, ma che finché non abbiamo 2 milioni in più non si farà mai, era questa. Punto. Non è che vogliamo fare il sottopasso per via Martel. Cioè, per far cambiare una cosa già firmata si va anche col cappello in mano un po'. Bene. Sì, l'ingegnere. Prego ingegnere se vuole fare delle precisazioni. Sì, io mi sono presa un paio di appunti finché parlavate. Ovviamente, come sapete, io arrivo a procedimento già avviato, quindi me lo sono studiato e l'ho preso in mano in questi 2 mesi da che sono qua. La prima cosa che volevo osservare è sul fatto che la delibera di adozione è stata, cioè che l'adozione è stata fatta prima che scadessero i 30 giorni dati con l'avvio del procedimento. Però l'avvio del procedimento, che aveva lo scopo di rendere noto agli interessati che si stava andando a fare una variante urbanistica, aveva già esplicato il suo effetto, in quanto gli interessati avevano già scritto. Siccome gli interessati erano solo quelle 4 persone, una volta che loro avevano già risposto, qua mi sento segretario di dire che era più che legittimo andare in consiglio, perché comunque non c'erano altre persone interessate che avrebbero potuto intervenire nel procedimento. Dopodiché cosa è stato portato o non portato in consiglio, io qua ascolto quello che voi mi state dicendo, perché il 27 di novembre ero in un altro consiglio comunale.
E sul discorso del primo stralcio condivido la lettura, nel senso, no, io sorrido sempre, questo è il mio caratteristica, quindi non prendo in giro nessuno, giusto per... No, condivido la lettura e... anche se mi sento un attimo in difficoltà davanti a questo tipo di progettualità, a parlare anche di stralci, nel senso che l'opera di cui stiamo parlando questa sera di per sé ha anche una sua vita autonoma. Quindi forse non è neanche uno stralcio. Magari chiederò anche all'ingegner Martini, che ha redatto il progetto, perché a volte perché l'ha chiamato primo stralcio, prima di andare avanti. Tanto adesso dobbiamo partire col resto della procedura e quindi non ho problemi a chiedere che mi dia questa spiegazione. Poi è stato parlato così dell'indennità di esproprio, è stato chiesto perché quando abbiamo fatto l'avvio del procedimento non abbiamo detto quanto terra espropriamo. Secondo me c'è un po' di confusione sui procedimenti ed è ovvio che sia così perché si sono intersecati più procedimenti insieme. A novembre è stato fatto semplicemente, a ottobre, l'avvio del procedimento per la variante urbanistica, non per l'esproprio. Il procedimento di esproprio partirà dopo questa serata, quindi dopo l'approvazione della variante urbanistica, quando verrà depositato il progetto definitivo esecutivo e solo in quella fase noi comunicheremo un ulteriore avvio di procedimento preordinato all'esproprio, anzi veramente nella prima fase comunichiamo che è depositato il progetto. Ci saranno 30 giorni per le osservazioni ulteriori degli interessati e solo lì partiremo con il procedimento di esproprio, per cui solo lì cominceremo a parlare di superfici e di indennità. In questa fase urbanistica era troppo presto, non era il suo luogo, insomma, quindi tutto questo avverrà nel prossimo mese. Quindi non è che si sono dimenticati, non abbiamo voluto fare le cose in maniera strana, è che si sono intersecati due procedimenti, vista poi la convenzione che stavamo andando a sottoscrivere, anche due procedimenti che abbiamo dovuto portare avanti con tempi abbastanza stretti e quindi c'è la confusione di questo, ma in realtà sono due cose completamente distinte. La ringrazio, ingegnere. Se qualcuno vuole prenotarsi per la replica Prego, consigliere Dus. Sì, quindi se non ho capito male, ma non è che le sto attribuendo delle responsabilità, naturalmente sappiamo tutti che si è da poco insediata, è giusto per prevenire eventuali ricorsi, come già annunciato dai ricorrenti. Da quello che capisco ci sono dei vizi, quantomeno di forma, nei provvedimenti che sono stati assunti. In secondo luogo non mi sono state date delle risposte a una serie di domande che avevo fatto e quindi adesso provo a rifarle in maniera più sintetica. Uno, sempre parlando di vizi, le date in cui è stato ricevuto il progetto redatto dallo studio di ingegneria, perché le date non sono inserite all'interno del provvedimento. In secondo luogo, il progetto, se non sbaglio, ha un costo di 134.000 euro. E in questo caso volevo sapere se era stato fatto un bando, se verrà fatto un bando e come avverrà questa assegnazione di progettazione, dato che da quello che capisco è già in mano allo studio Martini la realizzazione del progetto. Poi sui costi degli espropriativi mi ha dato risposta, non ho capito se la stazione verrà ammodernata e se verrà realizzato il sottopasso in stazione che era contenuto all'interno della vecchia convenzione e quindi volevo sapere se era stata rinnovata. Poi c'era un'altra questione. No, vabbè, adesso l'ho perso. Vabbè, mi fermo qua. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere De Antoni, prego. Sì, ringrazio prima di tutto l'ingegnere perché finalmente, diciamo, a domanda risponde e questo è tipico anche dei tecnici e questo mi fa piacere. Quindi spero che prima o poi venga rimediata anche a quel problema del progetto generale, se ho capito, sì.
verrà rimediato anche il problema del progetto generale e del progetto stralcio. Anche secondo me il fatto di chiamarlo primo stralcio non aveva molto senso perché viveva di vita autonoma, però nel momento in cui è stato deciso di chiamarlo così ed è stato portato in consiglio, nonostante le osservazioni fatte in quei consigli in cui dicevo ma perché fare sto stralcio, comunque adesso prendo atto che anche lei è d'accordo. Mi piace anche che abbia riferito di quelli che sono i tempi per andare avanti nella realizzazione dell'opera, perché solo per completare i progetti di esproprio, se ho capito bene, ci vorranno altri 30 giorni, arriveremo già alla fine di marzo, poi ora che si fa l'appalto e che si fanno i lavori, non capisco ancora come mai abbiate messo la data del 15 maggio. Un'osservazione sull'intervento della collega Baliana: non è che il Comune debba chiudere i passaggi a livello, cioè deve chiudere uno, cioè l'amministrazione precedente ha fatto una convenzione in cui si impegnava a chiudere un passaggio a livello. Abbiamo discusso qui, è venuta fuori l'idea, proviamo a chiamare Rete Ferroviaria Italiana e a vedere se è possibile cambiare, perché la precedente amministrazione non si era accorta di questa possibilità, diciamola così, e non si arrabbia l'ex sindaco. Quindi, fatto questo, potevamo chiuderla lì. 670.000 euro, 480.000 la spesa, avremmo guadagnato anche 200.000 euro. Non capisco questo discorso della Savno, quando la Savno è un ente, una società che può andare avanti per conto suo, ci può aver chiesto, ci può aver detto che c'erano tanti camion, però leggendo quello che ha scritto l'amministrazione nella convenzione si dice che anche via Martel sarà interessata da un grosso flusso di traffico. Anche lì si chiuderanno le sbarre, anche lì si fermeranno le macchine e le case che sono lì vicine non credo che godranno di gas di scarico che solitamente gli automobilisti non chiudono, non spengono il motore quando. E all'assessore Antiga che dice ne abbiamo già parlato tante volte, ma ne abbiamo parlato tante volte ma non avete mai dato una risposta. Stasera abbiamo cercato di dare delle risposte, però non mi ha risposto l'assessore sul fatto che perché non sostituiamo semplicemente via Martel con via De Ganuti? Perché dobbiamo andare ad allargarci a reperire risorse nuove per fare questo sottopasso che a servizio della popolazione di Vittorio Veneto ha un interesse relativo. Quante volte andiamo a portare giù i rifiuti ingombranti nella discarica? Anche se aspettiamo 5 minuti non è che cade al mondo. Ma quello che non capisco alla fine, purtroppo non riesco, questo inserimento di via Martel, l'avrà chiesto Rete Ferroviaria di inserire anche via Martel in questo discorso. Vabbè, però siete partiti da un accordo che prevedeva la chiusura di un passaggio a livello, perché non hanno detto chiudete via Martel, chiudete un passaggio a livello. Noi gli chiudiamo via Martel, gli chiudiamo via De Ganuti, chiudiamola lì. Adesso però che viene avanti il discorso che fa l'amministrazione in base alle intese con l'ANAS, in base alle problematiche che potranno sorgere dall'apertura del traffico sul traforo, adesso che anche l'amministrazione si accorge che su quella via ci potrà essere più traffico, forse gli altri non ci avevano pensato, ma risolviamo quel problema lì. Cosa occorre? Che andiamo a coinvolgere il comune di Conegliano, la Savno, quando potremo risolvere con gli stessi soldi il problema del passaggio di via Martel, risolveremo il problema del traffico con tutta la viabilità di cui ha parlato, via Bressana, la Rotonda, tutto quello che... col sottopassaggio o Ma non l'ho inventato io, questa qui è scritta dal sindaco, questa cosa qui l'ha firmata, no il sindaco, il funzionario forse, non so chi l'abbia firmato, ma comunque l'ha firmata l'amministrazione, l'ha scritta l'amministrazione è questa, che c'è questo problema e che verrà risolto con la sistemazione del piano viario. Se si farà questo, facciamo subito questo e non facciamo gli altri lavori. E risparmiamo soldi pubblici in questa situazione di risorse economiche scarse, che secondo me è importante. Ho capito. Ok, ho finito. Grazie consigliere De Antoni. Consigliere Darai, prego. No, intervengo per quanto riguarda il sottopasso. Ricordo che questo sottopasso fa parte di un vecchio piano regolatore del Comune di Vittorio Veneto quando è stata fatta l'area industriale. Perché c'è quel sottopasso che tra l'altro se lei va a vedere il passaggio a livello trova una S e quindi trova anche uno spazio libero, perché era stato progettato proprio un sottopasso perché si prevedeva e si prevede l'ampliamento della zona industriale, che poi deve intervenire il Comune di Vittorio Veneto per fare il sottopasso. Questo non ha detto, i soldi si vanno a prendere dove ci sono, ovvero le ferrovie dello Stato. Voglio ricordare,
probabilmente nella contrattazione iniziale tra la vecchia amministrazione e questa, attenzione, non sto facendo accuse, probabilmente bisognava mettere già dall'inizio, diciamo, questo, ma si può fare comunque in un secondo tempo. Quello che sta facendo in questo momento, diciamo, la giunta attuale, si prevede e si mette dentro, diciamo, nella progettualità il sottopasso, dopodiché si andrà in cerca dei finanziamenti. C'è un progetto, certo bisogna fare un progetto, perché il sottopasso si fa con un progetto, diciamo, quantomeno approvato dal Consiglio Comunale, e dopodiché si provvede per il resto. Non è una cosa immediata, sono due cose completamente diverse, come lei giustamente ha precisato, perché un conto è la viabilità, che è stata quella di aprire via Martel, perché effettivamente era un disagio, ma nella contrattazione che è stata fatta prima e è stata fatta dopo abbiamo trovato una soluzione, tra l'altro in compensazione anche con Conegliano, e quindi credo che questa sia una soluzione che vada bene sia per la viabilità. Questa è un'altra cosa, è un progetto che portiamo avanti, questo è significativo, diciamo, della velocità di questo Consiglio Comunale monotematico, proprio per risolvere questa cosa. Dopodiché andremo giustamente a chiedere i soldi alle Ferrovie dello Stato, ma comunque anche alla Regione del Veneto, che ha dei soldi in essere per questo tipo di interventi. È chiaro che un intervento da 1,7 milioni non lo può fare il Comune di Vittorio Veneto, non abbiamo i soldi. Grazie consigliere. Una replica veloce, consigliere De Antoni, prego. Mi era stato detto qui in Consiglio Comunale che la grande fretta era dovuta al fatto che attualmente il traffico ferroviario è sospeso, e quindi la cosa che volevamo fare, secondo l'assessore, era quella di fare subito il solaio, diciamo, e quindi evitare poi tutti i lavori che si faranno dopo, no? Allora, quello che io chiedevo semplicemente era di ripensare al problema, visto che comunque c'è tempo, no? Adesso ci sono 3 anni di tempo. Perché impegnarci a fare questa cosa e non guardare la cosa nel senso complessivo? Nel senso che c'è la possibilità di ampliare la zona industriale? Perché lei sa quali sono le regole anche regionali. C'è la possibilità di chiedere alla società autostrade di fare il casello. Cioè, se parliamo di queste cose in una situazione di difficoltà economica che c'è, cioè se facciamo troppi sogni, anche a me piace sognare e guardare lontano, però dobbiamo anche guardare con le risorse che abbiamo. Abbiamo già investito 480.000 euro dell'avanzo di amministrazione per fare il tratto di bretella di cui parliamo adesso. È chiaro che ci danno 670.000 euro per questa e ce le recupereremo, però io non vedo, mi sembra che corriamo dietro a tutte le cose senza vedere un disegno complessivo globale. Per questo insisto su questa cosa. Ecco, ok, grazie. Prego consigliere Tonon. Eccomi. La vita è fatta di paradossi, talvolta sono simpatici, talvolta Assessore Antigua sono un po' sgradevoli, perché sentire dalla sua voce esordire questa sera nel suo intervento dicendo per fortuna che c'è la tenda TV, quando da Presidente del Consiglio si è opposto con tutte le sue forze, quando ero partito dai paradossi. A volte sono simpatici, a volte sono poco gustosi. Lei si è opposto con tutte le sue forze da Presidente del Consiglio, grazie, dal Presidente del Consiglio, affinché ci fosse data pubblicità, come la minoranza allora, ero in minoranza anche allora, fosse data ai consigli comunali. Lei si oppose, adesso dice per fortuna c'è la tenda TV che qualcun altro ha voluto, non lei di certo. Detto questo, concordo con il collega De Antoni quando dice che sembra, non dico che non c'è, sembra non esserci una visione, perché ha ragione il consigliere, il collega Darè, che dice la zona industriale, meglio, il sottopasso è stato pensato, e infatti è nel PRG, nella famosa variante di sintesi 93-95, ma dal 93-95, ahimè, è cambiato il mondo, piaccia o non piaccia. Non sto dicendo che non si deve fare, non sto dicendo che non si deve fare, ma come ha sottolineato l'avvocato Zanchettin nella sua osservazione, dice è stata negli incontri personali, è già stato ricordato dal collega De Antoni, negli incontri personali con gli amministratori è stata prospettata la possibilità di una variante che prevede anche la riclassificazione ad industriale dell'area stessa, ipotesi che in questa sede non verrà presa in considerazione perché ovviamente così non è. Allora, sarebbe molto più serio, secondo me,
dire ci sono queste prospettive o non ci sono queste prospettive, ci sono queste ipotesi fondate per questo e questo motivo, non buttare là, passiamo da un passaggio a livello chiuso, adesso ne facciamo 3, investiamo, poi francamente spero con tutto il rispetto che non vada lei a trattare con RFI, perché se ascoltano il verbale di questa sera, come minimo, se sono uno di RFI, le chiedo che si scusi, perché ha detto scrive una roba e dopo ne fa un'altra. Stava dando quasi dei farabutti da come riascoltiamoci quello che ha detto. Ha detto scrive una roba e poi ne fa un'altra. Vabbè, ma continui pure. Non mi pare il miglior modo per andare a trattativa con un'altra società che, fra virgolette, fa parte in qualche modo comunque della struttura dello Stato, anche se è una SPA. Però se c'è un disegno, allora si può capire o prevedere un investimento molto corposo, posto che posso dire come battuta, qualcuno mi ha detto, con 2 anni non di IMU, di aumento dell'IMU se lo fa senza nessun problema, perché insomma 1,5 milioni all'anno in più, si fa anche presto a farlo, sì, sì, per non dire, però... È esattamente il contrario di quello che ho letto oggi o ieri sul Gazzettino, mi pare che il sindaco abbia affermato, o l'assessore Fasan, forse non ricordo. Quindi mi sta dicendo che quello che è scritto non è vero? No. Continui le sue esposizioni logiche. Se è vero, infatti ho fatto ho chiesto se è vero, ipotesi, è vero quello che è scritto, che abbiamo chiesto di fare le rotonde un po' più grandi, un po' più piccole, quel che l'è, ma non ci sono i soldi. Io ho capito così leggendo il giornale, che poi sia vero o no, o che l'abbia scritto solo per riempire... Ma si è appena detto ci sono 2 miliardi adesso. Scusate, cerchiamo di evitare i botta e risposta, se no non finiamo più. Messi in parte. E il tempo passa. Quindi ci sono i soldi ma non ce li danno. Probabilmente perché qualcuno prima non sapeva trattare, forse anche adesso c'è qualcuno che non sa trattare, allora, evidentemente. Va bene, mi permetta la battuta perché... Io speravo, francamente, anche se bene ha fatto l'ingegnere, il nostro nuovo dirigente, a dire che sono 2 procedimenti diversi, ma essendo citati nella osservazione sarebbe stato, credo, corretto dire in via ipotetica quanto potrebbe ammontare il costo dell'esproprio, visto che ne parlava l'osservazione, e quanto sarebbe costata nell'ipotesi presentata dall'avvocato, spiegando anche, oltre alle questioni di sicurezza, quanto in più eventualmente sarebbe costata la strada, perché pagare meno di esproprio e pagare più di strada, anche no, punto. Però credo che informazione a proposito di trasparenza, mi è venuta una battuta prima, collega De Antoni, perché ha detto che quello era il primo stralcio, col secondo si tira via tutto il primo, come spiega l'assessore Fasan, e si torna a far tutto. Grazie consigliere, grazie. C'è qualche altro prenotato? Altrimenti passiamo alle repliche della Giunta. Prego, Assessore Antiglia. Grazie, Presidente. Consigliere D'Antoni, gli era appena detto il sindaco, a questo punto penso che io mi spiego male, chiedo scusa a tutti, ma il sindaco le ha appena detto che Martel c'era, è stato lasciato ed è stato ipotizzato, ha capito bene? No, perché se ha capito bene non dovrebbe più dire c'è scritto lo facciamo, che uno dei 2 si deve spiegare bene, o non capisco io, non mi spiego bene, o io non capisce lei. Via Martel, diceva il sindaco, è rimasto nella convenzione, no? Scrivendo che se ci sono risorse, quindi di là a venire, perché doveva rimanere nella convenzione. Poi dire, siccome c'è scritto facciamo il sottopasso, sono 2 cose diverse. Perlomeno fin là siamo d'accordo? Grazie. La seconda cosa, quando stiamo parlando dei sottopassi via De Ganuti, via Martel, via Callarga,
Le dicevo prima che con Conegliano, perché bisognava dialogare con Conegliano, Deganutti, siccome è il 50% alla strada con Conegliano, dice sì, io posso anche pensare di avere un disagio su via Deganutti, chiaramente perché poi in ipotesi recupero su via Callarga quando non ci sarà il passaggio a livello e quindi diventerà più fluida la circolazione. Quindi se uno invece di stare al passaggio a livello minuti, non lo so, dico 3, impiega minuti 0 perché la macchina va sempre, molto probabilmente quel stop che dovevo fare va a sopperire un po' la velocità, anche perché non tutte le macchine che arrivano da via Deganutti poi vanno a destra. Cribio, ci sarà qualcuno che va a sinistra e quindi che giri prima, quelli che vanno a Vittorio sostanzialmente, che ci sia o non ci sia sottopasso, potrebbero andare comunque a sinistra, quindi non c'è tutto quel 15% che viene danneggiato. Mi spiego, tutti quelli che passano su via Deganutti, non tutti poi girano a destra, c'è qualcuno che gira a sinistra, quindi quelli sostanzialmente non vengono penalizzati perché sempre a sinistra si trovano. Quindi nella logica anche il comune dice bene, e si è visto non è stata una cosa veloce, dice mi va bene via Deganutti, però dobbiamo puntare che ci sia il sottopasso su via Callarga, perché ai miei cittadini dico sì, vi ho chiuso un casello sostanzialmente anche se non è tutto loro, però avete il vantaggio che c'è un sottopasso. Il sottopasso poi tra l'altro è in previsione da 95 credo e si può fare e mi auguro che si faccia velocemente, anche perché anche il sottopasso dovremmo farlo per date veloci, quantomeno scatolare, perché i 670.000 RFI li ha messi per fare lo scatolare. E perché lo scatolare? Perché in quella maniera loro hanno calcolato che si può risparmiare intorno ai 130-140.000 euro che costerebbe un fermo ferroviario con tutti gli autobus, con tutte le cose, con tutti i servizi collaterali che poi RFI mette in conto per la sosta. Quindi non sono pochi, sono risorse magari poche che però messi insieme contribuiscono a fare un'opera che là dal 95. Speriamo si faccia. Grazie. E altre, un secondo solo se posso, scusa. al consigliere Dus, la convenzione non l'abbiamo toccata a meno del punto via Martel. Quindi se nella convenzione c'era scritto che la stazione ferroviaria era lastricata d'oro, rimane lastricata d'oro. Non abbiamo toccato il nulla, anche perché solo su un punto si sono resi disponibili, perché altrimenti si andava a rifare una convenzione ex novo che non l'accettavano sicuramente. Grazie. Grazie Assessore Antiga. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Prego, se ci sono. Prego. Sì, io. Allora intanto si può fare la dichiarazione di voto, dopo ci sono due votazioni, la prima si esprime parere contrario. Vabbè, facciamo l'osservazione. Ho capito, no. Prego. Oh. Sì, prego. Si vota sì o no alla osservazione o alla controdeduzione? Perché di solito si vota la controdeduzione, cioè la proposta dell'amministrazione. Allora, passiamo alla dichiarazione di voto sulla controdeduzione e poi si fa la votazione. Avete delle...
Allora, poniamo i voti. Siete favorevoli, la domanda è, siete favorevoli a respingere le osservazioni presentate dallo studio legale a Legal? Siete favorevoli? Allora, chiedo al segretario che spieghi la proposta di votazione. Proposta di deliberazione che vi è stata sottoposta implica una votazione rispetto all'espressione di un parere contrario all'osservazione presentata. Okay. Quindi, prima votazione. La seconda votazione è quella complessiva dell'approvazione. Nella seconda manca il concetto favorevoli contrari, in questo senso solo di... Ah, sì, d'accordo. Sì, vero. Sì, magari si presupponeva che fosse unanime. Allora, la domanda è, siete favorevoli? Siete parere con... Esprimete parere contrario. Parere contrario allora, all'accoglimento, cioè, parere contrario all'osservazione. Quindi chi vota a favore vota contro, ok? Dimmi. Che vota? Doppia, come sempre. Vado? Come sempre. Quindi chi vota a favore vota per bocciare, per respingere. Ok? Allora, esprimete parere contrario all'accoglimento dell'osservazione presentata dalla A-Legal Studio Legale Integrato in rappresentanza dei signori De Mori Claudia, De Mori Giovanna, De Mori Giovanni e De Mori Maddalena. Favorevoli? Quanti? 9 favorevoli. 9. 9. Boh. 9 favorevoli. Contrari? Okay. Quanti sono? Baliana? Astenuta. Boh. 1, Contrari? 2, 3, 4 contrari all'accoglimento dell'osservazione. Astenuti? Astenuti 2. 2. A posto, Daniele, hanno fatto? Allora, ci sono 9 favorevoli, contrari 4, astenuti 2. Perfetto. Ora passiamo alla votazione della delibera. Votazione è... Se volete fare una dichiarazione di voto per la delibera, qualcuno si prenota per la dichiarazione di voto? De Antoni, prego. Bene, io esprimo il mio voto contrario all'approvazione della variante, in quanto la stessa è finalizzata, voglio che venga riportata questa cosa, che la stessa è finalizzata alla chiusura del passaggio a livello su via dei Ganutti in sostituzione della chiusura di quella su via Martel. Ma non è finalizzata a questo, ma rientra in un programma più ampio che non è di competenza del Comune di Vittorio Veneto, ma di Rete Ferroviaria Italiana, del costo complessivo di 4 milioni e mezzo, di cui solo 2 milioni e 100 sono a carico di 2 milioni e 10 mila sono a carico di Rete Ferroviaria e comunque sono a carico dello Stato, e i restanti 2 milioni e mezzo ancora da reperire. E mi chiedo, è legittimo impegnarsi in tale piano privo di un interesse diretto per i nostri cittadini senza avere la certezza della copertura economica? Quindi voto contrario. Grazie consigliere. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Dus, prego.
Sì, anche il nostro gruppo voterà contrario a questa proposta, in quanto non mi sono state date ancora delle risposte a tutta la parte inerente alla progettazione, comprese le date sulla progettazione, e per ben 2 volte ho fatto la stessa domanda. Credo che quello che stiamo mettendo in gioco è una cifra che ci impegnerà come comune in maniera importante, e non vorrei che ricorressimo agli stessi errori fatti nel passato con i derivati. Grazie, consigliere. Consigliere Darè, prego. Noi votiamo in maniera favorevole a questa delibera, anche perché è una progettualità che non abbiamo pensato noi, ma è già pensata da qualche amministrazione molto prima di noi. È un progetto che va assolutamente portato nella lungimiranza di un'amministrazione che vede, oltre a una zona industriale già satura, che naturalmente questo è un passaggio successivo che sarà fatto non da questa, magari da altre amministrazioni, ma è giusto che chi amministra abbia un'ottica di medio e lungo termine, quindi il nostro voto sarà favorevole. Grazie consigliere. Prego consigliere Casagrande. Sì, buonasera, anche noi voteremo in maniera favorevole in quanto la veduta appunto di più ampio termine, nell'auspicio e nell'augurio che la zona industriale possa espandersi, che penso sia una cosa più che positiva per tutti quanti. Grazie. Grazie consigliere, mi pare che abbiamo dichiarato tutti. Allora, per la delibera favorevoli 9, contrari 4, astenuti 2. Allora la delibera è approvata con voti favorevoli 9, contrari 4, astenuti 2. Grazie a tutti, buonasera e arrivederci al prossimo Consiglio.